A braccia aperte è il titolo dell'iniziativa di solidarietà rivolta a tutti gli operatori sanitari che con il loro coraggio stanno aiutando la popolazione italiana colpita dal coronavirus per restituire loro un po' di sollievo con una settimana di soggiorno gratuito quando questo terribile momento di emergenza sanitaria sarà trascorso. A lanciarla questa mattina è stato il comune di Cavallino Treporti, seconda città balneare italiana, in accordo con il parco turistico e Assocamping. A braccia aperte, la nostra comunità, i nostri imprenditori, il comune vuole ringraziare i sanitari che coraggiosamente hanno fatto il loro dovere ma hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e che stanno ancora dando il massimo del proprio impegno con coraggio, disponibilità per tutti noi. Cavallino Treporti, le sue imprese mettono a disposizione dei tanti sanitari una settimana, un alloggio al mare per poter respirare il profumo del mare, insieme alle loro famiglie, per poter riabbracciare i propri cari. È un gesto forte quello voluto dalla città balneare per offrire a chi ha operato in prima linea contro il virus di poter avere un momento di sollievo e di serenità con la propria famiglia. Gesto che fin dal primo momento ha trovato unanime il comparto plein air del territorio, leader europeo del settore. Il mondo dei campeggi, assieme a tutte le altre categorie, ha accolto con favore la proposta dell'amministrazione comunale di offrire l'ospitalità, che è il nostro bene più prezioso, a tutti quegli angeli, medici, infermieri del mondo della sanità che in questo momento sono in prima linea in questa difficile crisi. Sono certo che a breve saranno a disposizione migliaia di settimane di vacanza per la stagione 2020 da offrire come dono per il loro magnifico operato. La comunità di Cavallino Treporti, gli imprenditori di Cavallino Treporti credono in questo grande progetto per dire un grazie per aver fatto il proprio dovere a queste splendide persone. Il comune sta facendo la regia di questo progetto e sta raccogliendo le disponibilità delle tante imprese, quindi un grazie anche alle imprese che stanno credendo in questa forte comunità. Un'iniziativa che per la sua bontà ha trovato immediatamente il favore del territorio e proprio per la sua natura potrebbe anche allargarsi ben oltre. Coinvolgeremo anche Regione Veneto e i sindaci e gli altri comuni, perché credo che la nostra regione, il nostro Veneto, sia una grande regione. Vi aspettiamo a Cavallino Treporti a braccia aperte.